Bentrovati amici di Verde a Nord-Est, il cielo è grigio, la pioggia di questi giorni ha flagellato il Veneto, però noi abbiamo comunque lavorato per farvi vedere tante cose interessanti, naturalmente dopo la sigla. Lo possiamo mangiare in tanti modi, con la pasta, con il riso, con un'insalata. Si chiama Pleurotus ostreatus ed è il fungo. Noi siamo venuti qui a scoprire come si coltiva all'azienda agricola Mancon e ci racconta di questo Raffaella Lucato. Sono Raffaella Lucato, siamo a Loreggia, presso Società Agricola Mancon. Loreggia è un paese in provincia di Padova. Società Agricola Mancon è un'azienda che produce funghi coltivati, primo fra tutti il fungo Pleurotus e insalatine baby leaf di prima gamma. Siamo all'interno di una serra di coltivazione al naturale, come potete vedere. Cosa vuol dire? Che abbiamo solo l'umidità controllata, per il resto il fungo nasce tra virgolette da sé. Di fronte a me ho appunto dei funghi Pleurotus, come potete vedere il colore è piuttosto chiaro rispetto al prodotto autunnale perché le temperature sono abbastanza sostenute, la pezzatura è tra virgolette piccolina perché appunto ci stiamo arrivando al finale di stagione. Come nascono questi funghi? Noi acquistiamo il compost da aziende italiane produttrici che lo portano direttamente in azienda e poi lo mettiamo a dimora all'interno delle nostre strutture. I funghi ci impiegano circa 35-40 giorni a fruttificare, cioè a vedere il fungo. Dopodiché cosa facciamo? Il fungo viene raccolto ovviamente a mano, viene messo nel packaging di destinazione, sia esso la cassetta di legno o la vaschetta di plastica se il prodotto è indirizzato alla GDO, e poi arriva direttamente ai mercati ortofrutticoli, alla vostra GDO e di conseguenza nei vostri piatti. Per voi da casa che acquistate i nostri funghi, il modo migliore è mantenere la catena del freddo. Se proprio non vi è possibile mantenere questo prodotto in frigo, tenetelo comunque in un ambiente fresco e vi durerà più a lungo e potrete gustare al meglio le sue proprietà. Come vi ho detto, i funghi, ora siamo nel finale di stagione. Cosa vuol dire? Che il fungo ha una sua stagionalità. Noi lo produciamo da settembre a maggio. Proprio relativo a questa stagionalità, tra virgolette, dei funghi, abbiamo aderito qualche anno fa al progetto IESP. Cos'è IESP? IESP è un progetto che mira ad allungare la stagionalità dei funghi. Con questo non vogliamo mirare, diciamo, ad avere una produzione che duri tutto l'anno, però ad avere una produzione, tra virgolette, sufficiente a coprire almeno il mese di maggio, perché è un fungo che comunque continua ad avere una richiesta abbastanza elevata, anche se le temperature sono un po' più alte e si avrebbe voglia di eventualmente acquistare prodotti più freschi come i lattughini, le insalatine. IESP è un progetto che è nato qualche anno fa e voi ne siete stati testimoni in una riunione all'Università di Padova. È nato dall'incontro di più produttori, dove entra in campo Oppo Veneto come nostro capofila, la nostra azienda Società Agricola Mancon, la Favorita che è un'altra azienda a parte di Oppo Veneto, AIF che è la nostra associazione di categoria, IRECOP che è un ente di formazione, due importanti centri studi come il Dipartimento DAFNAI dell'Università di Padova e il centro studi spagnolo di Logrogno.
Daniele Mancon, uno dei titolari di Società Agricola Mancon, e questo che vedete alle mie spalle è una delle principali fasi della raccolta e viene fatta rigorosamente a mano, senza il coltello chiaramente, per lasciarsi che il foro abbia la forza di ripartire appunto senza avere dei residui che rimangono. E questi sono due dei nostri packaging, la vaschetta che è più adibita a un consumo da supermercato o comunque più singolo, mentre questa qui è un po' più grande chiaramente e va nei principali mercati ortofrutticoli d'Italia. Sono Carlo Nicoletto, ricercatore presso il Dipartimento DAFNAE dell'Università degli Studi di Padova e siamo qui a continuare a descrivere le attività previste dal progetto IESP. Quindi un'attività che vede una sinergia tra aziende private e mondo della ricerca che ovviamente è prevista da quello che è il piano di sviluppo rurale. Quali sono le finalità del progetto IESP? Il progetto IESP prevede di mettere a punto delle tecniche e delle strategie che vadano a ottimizzare quella che è la produzione del fungo Pleurotus. Un fungo che presenta molte sfide, quindi che risulta a volte problematico per il mondo della produzione, e questo progetto è volto a cercare di risolvere o comunque trovare alcune soluzioni per migliorare quella che è la produttività, la qualità del prodotto e anche la gestione nel post raccolta, quindi quello che avviene una volta che il fungo lascia questi ambienti di coltivazione. Le finalità del progetto quindi prevedono diversi passaggi, il primo dei quali è stato quello di attivare ovviamente una collaborazione tra Università di Padova, enti diciamo privati che fanno riferimento anche ad un contesto internazionale, perché il progetto IESP prevede anche alcune attività di coltivazione, sperimentazione anche con un partner spagnolo, che quindi evidenzia quello che è anche il respiro internazionale del progetto. Al tempo stesso quindi sono state effettuate delle prove presso anche una struttura realizzata appositamente presso l'Università di Padova, dove si stanno coltivando utilizzando diverse soluzioni produttive che fanno riferimento ai substrati di coltivazione, a diverse tipologie di micelio e anche ad una diversa gestione degli aspetti ambientali che stanno all'interno della fungaia, quindi tutte le variabili ambientali che possono in qualche maniera migliorare o condizionare la produttività del fungo. Il progetto, una volta che ha messo a fuoco questi aspetti tramite diverse prove di coltivazione effettuate in diverse stagioni dell'anno, anche per cercare di valutare quello che è la produttività del fungo in diversi contesti stagionali, andrà a valutare anche quelle che sono le esigenze di questo prodotto nei termini della gestione in post raccolta. Cosa significa? Si cercherà di valutare quelle che sono le migliori pratiche da adottare una volta che il fungo viene raccolto, al fine di poterlo preservare al meglio in modo tale che il consumatore possa in qualche maniera consumarlo al meglio delle caratteristiche qualitative che questo prodotto offre. Il progetto IESP è un progetto che prevede una durata di 36 mesi, quindi un progetto che comunque offre un sufficiente respiro per quanto riguarda le attività che verranno effettuate, e quindi sarà in grado di offrire un adeguato pacchetto di nuove conoscenze per il mondo produttivo che è collegato alla produzione di questo fungo, estremamente interessante. È partita in questi giorni la stagione irrigua. Noi siamo venuti nella sede di Ambi Veneto per parlare con il direttore Andrea Crestani, che ci annuncia novità anche per quanto riguarda il Festival Terre Evolute. Andiamo a sentire che cosa ci ha detto il direttore, specie a proposito del deflusso ecologico.
siamo in un periodo in cui le nostre derivazioni iniziano a prelevare l'acqua dai grandi fiumi e dai punti di derivazione per cominciare ad innervare tutta la rete irrigua che poi alimenterà tutta la nostra regione. La stagione è una stagione particolare, abbiamo dai bollettini che stiamo emanando per quanto riguarda la risorsa idrica, abbiamo uno scenario di disponibilità idrica ancora non critico, importante, perché abbiamo riserve nivali molto sufficienti, insomma importanti, abbondanti. Abbiamo i laghi montani che hanno una capacità di riempimento buona, ottima, siamo sopra le medie storiche, e abbiamo anche le portate dei fiumi sufficienti per vedere un po' la stagione irrigua lontano. Però invece in questo nuovo periodo si sta verificando quello che puntualmente oramai ogni anno succede, che in campagna invece la scarsità di piogge, quindi delle piogge meteoriche, sta evidenziando una siccità rilevante. Questo è un periodo in cui le semine purtroppo sono sempre più anticipate, si stanno seminando, le culture più tradizionali, dal mais alle barbabietole, abbiamo trapianti, abbiamo comunque i frutteti e le orticole, quindi è una stagione in cui la campagna richiede molta acqua, soprattutto in questo periodo. E il fatto della scarsità della pioggia ci porta a cominciare ad accendere qualche alert e quindi a guardare anche allo scenario per quanto riguarda la crisi idrica con attenzione. Le risorse, ripeto, invasate e le risorse del bacino nivale ci sono, però queste dovrebbero servire per la stagione inoltrata, quindi per luglio e agosto. In questo periodo noi dovremo utilizzare le risorse provenienti dai fiumi che insomma cominciano a destare parecchia perplessità. La pratica irrigua è una pratica importante, nell'immaginario comune viene vista come la pratica che preleva acqua da un punto, quindi da un fiume, da una fonte, e la distribuisce nei campi per soddisfare il fabbisogno delle culture. In realtà quello che stiamo cercando di far capire un po' anche alla collettività e ai decisori anche politici, in relazione a una problematica che è quella del soddisfacimento del deflusso ecologico, peraltro imposto da una direttiva comunitaria che è la Quadro Acque, va bene, che l'acqua che viene prelevata a scopo irriguo perché ha una concessione irrigua, un atto amministrativo, in realtà soddisfa in parte, o meglio viene utilizzata in parte per soddisfare il fabbisogno idrico-culturale, ma una grandissima parte, forse anche più del 50%, è acqua che serve a un territorio, è acqua che noi definiamo ambientale, circola, innerva una rete che per il Veneto sono circa 18.000 km di canali destinati all'irrigazione, va bene, serve per infiltrare perché si infiltra in falda attraverso i canali in terra, attraverso le rogge, attraverso la distribuzione sui terreni ghiaiosi o permeabili, va bene, verso la falda, mantiene una biodiversità, alimenta corridoi ecologici straordinari e quindi in più dà la possibilità, mantenendo vivo un paesaggio da un punto di vista così verde, perché c'è acqua, la presenza di acqua, il territorio è anche usufruito ad altri scopi, da piste ciclabili a momenti ricreativi, a passeggiate lungo i canali. Ecco, tutta quest'acqua in realtà non è acqua che è lì per caso, è un'acqua che viene prelevata da una fonte e viene definita acqua irrigua. Quindi non potremmo e non possiamo mai additare all'agricoltura l'utilizzo di tutta questa acqua. È un'acqua che deve essere vista come un bene, un patrimonio di tutti e deve trovare un giusto equilibrio tra i problemi che ha un fiume quando si preleva troppa acqua e un territorio che, come il nostro, come quello veneto, si è originato grazie proprio alla presenza dell'acqua. Il deflusso ecologico è un termine nuovo su cui stiamo discutendo ormai da parecchio tempo. Il deflusso ecologico è un'imposizione che arriva da una direttiva, la direttiva Quadro Acque della Comunità Europea, che impone un rilascio maggiore di acqua in un fiume che va oltre al minimo deflusso vitale, che storicamente è quello che contraddistingue l'acqua che scorre in un fiume. L'applicazione di questa formula poi matematica, va bene, ci porta a dover lasciare all'interno di un fiume molta acqua
che poi purtroppo deve scorrere a mare per soddisfare non solo il deflusso minimo ambientale, però deve soddisfare anche gli habitat presenti, quindi tutta la flora e la fauna che vive all'interno di un fiume. Il rilasciare molta più acqua in un fiume purtroppo in questo momento rischia di compromettere, di far soccombere molte di quelle attività che vivono attraverso l'uso della risorsa idrica, in modo particolare l'uso agricolo e successivamente anche l'uso idroelettrico. Attraverso questo sistema e il fatto che queste attività potrebbero soccombere, il rischio è che poi ne soccomba anche il territorio e l'ambiente, che purtroppo non vive solo di acqua irrigazione, ma vive anche di tutta quell'acqua che circola all'interno dei nostri canali e che fa sì che il territorio sia alimentato appunto da questa acqua ambientale che viene prelevata a scopi irrigui. Sicuramente anche quest'anno terremo l'evento 2021 del Festival della Bonifica Terre Volute, stiamo ancora decidendo la data possibile. Il primo step il primo paletto l'abbiamo messo a giugno, entro la prima decade di giugno, però man mano che le restrizioni si allenteranno decideremo quale periodo migliore, se non quello di posticiparlo eventualmente come l'anno scorso a settembre. Comunque l'evento si terrà, un evento che accompagnerà all'ultima fase, quella dell'anno prossimo, del 2022, dove si celebrerà questo famoso centenario del congresso di Saint Donat e quindi poi della bonifica integrale e delle sue norme che sono nate proprio a seguito di quell'evento. Quindi proseguiremo in questo cammino, un cammino di eventi, un cammino di riflessioni, perché ci saranno momenti importanti di approfondimento. Uno dei temi principali che discuteremo proprio quest'anno in più occasioni sarà proprio quello legato al deflusso ecologico, a questo utilizzo ambientale dell'acqua in relazione invece agli obblighi che impone la Comunità Europea. Nex Gozio, Manuel Fa e Patrizio Bertin. Questo è un libro scritto dal presidente di Confcommercio Veneto e di Ascom Padova in compagnia di Manuel Fa, che è un imprenditore esperto in marketing digitale, che racconta e immagina come sarà lo scenario del post-Covid per quanto riguarda i negozi. Andiamo a sentire dalle voci dei protagonisti che cosa hanno scritto. Io e Manuel collaboriamo da un po' di anni su questo tema perché è stato sempre, una situazione che esaminavamo dal di fuori. Pensavamo che l'e-commerce fosse una cosa che durava poco tempo. Dopodiché, quando abbiamo visto e considerato che l'online è una grande comodità magari in mano a pochi, ecco che allora ci siamo messi a ragionare proprio sulle vendite online, sull'e-commerce. E abbiamo analizzato e visto che con questa situazione si può assolutamente innovare i nostri negozi, perché oggi non basta più essere in forma fisica su un posto dove tu pensi che una volta che hai alzato la serranda hai fatto bottega. Non è più così, ormai la gente si è abituata in maniera diversa, il Covid ha accelerato questa situazione e tutto questo ha fatto riflettere io e Manuel nel magari anche mettere giù un'idea di un negozio, il prossimo negozio come deve essere, che tipologia deve avere, che caratteristiche deve avere, che anche comodità deve avere, e siamo arrivati a fare un'analisi molto approfondita per avere la possibilità di aiutare tanti negozianti che magari vedevano l'e-commerce solo come un nemico.
Oggi invece l'e-commerce è un'esigenza che i nostri negozi devono affrontare. Calato nella realtà veneta significa dare un grande contributo e fare quel passo innovativo che i nostri negozi hanno bisogno di fare, e quindi ecco che noi vogliamo assolutamente che questo libro possa essere utile a molti imprenditori che magari fino adesso non hanno considerato l'e-commerce e l'online in maniera costruttiva, e hanno fatto sempre un'analisi in maniera come il nemico da abbattere. Questo dobbiamo levarcelo dalla testa perché ormai l'innovazione, la digitalizzazione e tutto il processo evolutivo ci porta a fare questo tipo di considerazione. Dopodiché, ripeto, dobbiamo avere anche pari dignità e pari fiscalità anche con i grandi gruppi, però quella è un'altra battaglia, quella di Amazon, quella di Alibaba, di quei gruppi che stanno monopolizzando il mercato. Questa è un'altra battaglia che chiaramente noi come Confcommercio la stiamo portando avanti con molta determinazione. Io devo ringraziare parecchie persone che hanno collaborato alla stesura di questo libro. Per primi devo ringraziare Grafica Veneta, che ci ha dato la disponibilità e anche il supporto anche economico per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Poi devo anche la collaborazione con il VIM, con Giustina Destro e con il professor Pagano, dove abbiamo collaborato e dove collaboriamo in stretto rapporto per essere utili alla ricerca, e questo libro è anche utile alla ricerca perché abbiamo bisogno di ricerca, lo vediamo specialmente in questo momento di grande emergenza sanitaria. Cosa vuol dire far ricerca? Ecco perché noi abbiamo destinato una cifra al VIM per ogni libro venduto, e spero che questo possa essere anche questo un grande aiuto. L'origine, l'aneddoto è questo: da una discussione con l'amico Patrizio Bertin, faceva freddo, ricordo, eravamo sotto i porticati di Corso Milano a Padova e la discussione era un po' su due punti diversi per quanto concerne il tema dell'e-commerce. Diciamo che vedevamo le due facce della stessa medaglia in realtà. Da lì, adesso a parte la battuta, è nata un po' l'idea di mettere insieme le idee, un frutto del confronto che è quotidiano o comunque avviene molto spesso tra noi, e l'idea di mettere insieme un po' le osservazioni di quello che stava succedendo, di quello che era appena accaduto e anche di quello che probabilmente accadrà soprattutto nel mondo della distribuzione, del commercio al dettaglio. Il risultato è un po' questo: Nexgozio, che è anche duro da pronunciare. Il nome stesso, no? Da una parte vorrebbe far pensare al futuro, ma dall'altro, nel momento in cui lo si pronuncia Nexgozio, c'è questa rottura in mezzo che un po' è il contenuto del libro, che fa vedere un po' quello che c'era prima e un po' quello che ci sarà dopo che cosa? Dopo quello che ci è successo in quest'ultimo anno, soprattutto rispetto alla pandemia. Quindi abbiamo raccontato un po', messo insieme quella che è stata l'evoluzione del commercio, quella che è stata l'inizio della trasformazione digitale, parliamo degli anni 80, 90, dei primi anni 2000, soprattutto in Italia, specificatamente per la realtà italiana, per la particolarità della realtà italiana che è diversa dal resto del mondo. Basti pensare alla quantità di negozi piccoli, di piccole realtà che ci sono, vuoi per l'orogenesi del territorio, vuoi per tradizione, vuoi perché siamo il paese dei campanili, e poi una seconda parte dove siamo andati ad analizzare il comportamento dei consumatori, dei clienti, di noi quando compriamo e facciamo acquisti, e di come sia cambiato negli ultimi anni, soprattutto in virtù dei cambiamenti tecnologici. È facile citare lo smartphone che da 10 anni tutti abbiamo in mano, prima non ce l'avevamo, ok? Il nostro comportamento è cambiato e quindi è cambiato anche il nostro modo di fare acquisti, di scegliere, di informarci, di ottenere informazioni e di decidere quando, come e dove fare acquisti. Ecco, tutto questo ha inevitabilmente impattato anche nel mondo del commercio al dettaglio, e l'ultimo anno, l'anno della pandemia, è stato un acceleratore di questa cosa che stava già succedendo. Quindi sarebbe riduttivo dare la colpa alla pandemia,
sarebbe miope e un po' noi proviamo a spiegare questa cosa, e dall'altra sarebbe anche sciocco limitarci a pensare che tutto è finito e non si possa andare avanti. In realtà ci sono dei cambiamenti che nascondono delle opportunità. Il compito di ognuno, secondo me, è cercare di cogliere quelle opportunità, magari sganciandosi in qualche modo da quello che era un modo, mi sento di dire, vecchio di fare le cose, perché ecco, se non si cambia sicuramente è impensabile poter andare avanti. Anche per questa puntata è tutto, cari telespettatori. Noi ritorniamo la prossima settimana, naturalmente stessa rete, stessa ora. Se volete rivedere quanto è andato in onda in questa o nelle altre puntate, potete farlo naturalmente guardando sul nostro canale YouTube Verde Nord-Est. Continuate a seguirci sulla aggiornatissima pagina Facebook. A me non resta che salutarvi e darvi appunto appuntamento la prossima settimana, stessa rete, stessa ora. A presto!